Allora, siamo qui con il mister Sergio Fattorel, alla fine di questo match terminato 4-0 per il San Zaccaria. Era importante trovare continuità dopo la vittoria a Venaria Reale contro il Luserna, però cosa è mancato oggi per poter sconfiggere anche l'effetto Barison a questo punto? Beh, ma noi sapevamo che fino a Natale, soprattutto le partite casalinghe qui, abbiamo tutte squadre molto attrezzate come che è il San Zaccaria oggi, e anche la prossima in casa abbiamo il Verona, quindi sì, sono partite un po' difficili. E quello che ho chiesto alle ragazze l'hanno svolto abbastanza bene, peccato che abbiamo qualche ragazza che si è allenata poco in queste settimane. Cerchiamo di recuperarle tutte bene per affrontare queste partite prima di Natale. Perfetto, quindi insomma l'obiettivo è cercare in qualche modo di contenere anche prima di quelli che saranno gli scontri diretti a gennaio. Chiaramente adesso diventa importante trovare la lucidità mentale per riuscire a far fronte a questi impegni anche gravosi dal punto di vista mentale oltre che atletico. Sì, come ho detto alle ragazze, noi fino a dicembre abbiamo partite importanti con squadre importanti. L'importante è che ne prendiamo atto anche di fare esperienza, di essere un po' più ciniche in campo, un po' più cattive. Comunque l'importante è prendere tanta esperienza e dopo a gennaio affrontare le squadre della nostra portata e fare qualche punto. Diciamo che in estrema sintesi cosa è mancato forse oggi almeno per cercare sul piano del risultato di rendere il passivo meno pesante? È mancato un po' forse la convinzione che tenendone là, non subendo il secondo gol alla fine del primo tempo, magari il secondo tempo avevamo potevamo stare in partita un po' di più. È arrivato il secondo gol allo scadere del primo tempo e dopo il secondo tempo è stata dura perché abbiamo preso il terzo gol nei primi minuti, quindi la partita era abbastanza finita. E dove si riparte in settimana per preparare il prossimo match in campionato? Come ho detto alle ragazze, che dobbiamo prendere più presto l'esperienza di questa Serie A e come vediamo anche oggi loro si aiutano molto con le mani e tutto, ma giustamente perché siamo in Serie A, di apprendere il più possibile tutte queste piccole cose per diventare più squadra e magari anche un po' più fortunati. Eccoci allora con Margherita Zanon. Intanto oggi comunque una giornata per te molto importante perché era il tuo esordio qui stagionale al Barison, quindi ti chiedo anche come stai, ti sei ripresa dall'infortunio, com'è la tua tenuta atletica diciamo in qualche modo? Beh, io torno dopo un mese di stop, quindi ci vorrà ancora un po' per trovare la forma ottima, insomma, per riuscire a tenere 90 minuti insomma, il campo, e adesso devo mettermi sotto, allenarmi bene e cercare di riprendere la forma perché oggi insomma venivo da un mese insomma, ferma e stop, quindi ho fatto solo 3-4 allenamenti, quindi era presto insomma. Comunque subito 90 minuti per te in questo match, negativo per quanto riguarda il Vittorio. Secondo te cosa è mancato per mettere in difficoltà in qualche modo il San Zaccaria? Perché comunque il risultato netto è di 4-0, quindi secondo te cosa la squadra oggi, in cosa ha un po' latitato se vogliamo? Secondo me abbiamo bisogno di un po' più di personalità perché vabbè, ma ci può anche stare perché ovviamente è il nostro primo anno in Serie A, c'è poca esperienza per tutte quante, quindi è ovvio che troviamo difficoltà a comandare noi il gioco, seguiamo molto quello che fanno gli altri e poi secondo me fisicamente siamo un po' indietro. Rispetto alle altre arriviamo dopo, siamo più lente e ovviamente bisogna mettersi sotto con gli allenamenti e prendere anche fisicamente la condizione ottima per tenere, insomma. Quindi secondo te bisogna ripartire questa settimana dal lavoro soprattutto atletico oltre che tattico per ripartire poi dal prossimo match di campionato? È comunque un mese con partite molto dure, quindi ci vuole un grande impatto psicologico per riuscire a resistere anche alla pressione. Sì, sì, certo, adesso abbiamo uno stop la prossima e poi se non sbaglio dovremo avere la Fiorentina. E niente, dovremmo metterci sotto e prenderci intanto atleticamente e metterci in testa che possiamo anche noi fare il nostro gioco e credere un po' di più in noi stesse, ecco. Quindi dopo, per quanto ti riguarda, sempre dopo la partita di oggi, l'obiettivo ovviamente è mettere in difficoltà sempre di più il mister, intanto 90 minuti e poi chiaramente cosa ti aspetti da questa stagione per quanto anche ti riguarda, insomma? Niente, io intanto spero di dare una mano alla mia squadra, ovviamente, poi gol o non gol, insomma è ovvio che se segno sono contenta, però l'importante è che riusciamo a raggiungere la salvezza che è fondamentale per noi. Allora siamo qui con Eleonora Salomon, un ritorno, perché ricordiamo che è una ex, un ritorno fortunato direi e molto concreto qui al Barison. Sì, un ritorno che crea sempre un'emozione in me, però contenta per i 3 punti che abbiamo guadagnato.
Com'è stato anche affrontare tra tutte le avversarie la tua migliore amica Giorgia Cisotto, insomma, è stata un'emozione ancora più particolare oltre che a tornare su questo campo che hai calcato tante volte? Sì, a inizio partita ci siamo scambiate un'occhiata e abbiamo detto ecco siamo ancora qua contro perché era successo un po' di anni fa, mi ha fatto un certo effetto giustamente, però bello così. Quindi una prova comunque molto concreta, avete messo in campo fin da subito il vostro gioco, il vostro spirito, alla fine un risultato che vi premia largamente e meritatamente. Qual è stato il segreto per quanto riguarda questa partita, la chiave tattica secondo te per arrivare a un risultato così rotondo in campo? La chiave tattica abbiamo lavorato bene in settimana, l'abbiamo preparata e l'unico obiettivo era quello di vincere, tutte insieme abbiamo lottato su ogni pallone in maniera comunque sempre umile e l'abbiamo portata a casa. Quindi adesso il campionato continua con una convinzione in più, 3 punti in più. Qual è il vostro obiettivo nel corso della stagione? Insomma, cosa potete ricavare in qualche modo per la partita di oggi? Maggiore convinzione sicuramente, ma verso quale obiettivo? Una maggiore convinzione sicuramente perché noi prima di tutto vogliamo garantirci la salvezza e dopodiché cerchiamo di migliorare il risultato dello scorso anno, ma prima di tutto dobbiamo salvarci. Allora siamo qui con Carlotta Daminato, oggi lo sport al femminile incontra i massimi livelli, quindi dalla pallavolo femminile, dalla Serie A alla Serie A di calcio femminile. E com'è questo connubio? Insomma, come hai vissuto questa giornata particolare qui allo Stadio Barison? Beh, è sempre bello comunque conoscere nuove realtà. Io non ero mai stata a una partita di calcio femminile, quindi è stato bello, è stata una cosa nuova. E anche perché io in Serie A non ci sono più, e quindi per scelta mia, e quindi sì, è bello comunque conoscere altre realtà di alto livello. Infatti volevo chiederti adesso quali sono i tuoi progetti, appunto. Adesso sei in stand-by, diciamo, quindi come vedi il tuo futuro da qua ai prossimi mesi? Insomma, quali scelte pensi di fare o hai già fatto nel frattempo? Beh, io la scelta di vita l'ho fatta l'anno scorso e continuo a essere certa di aver fatto la cosa giusta. Quindi la mia vita è cambiata, sono una persona assolutamente normale e che ha sogni diversi da quelli che avevo una volta. E sto studiando, sto lavorando e sono felice di quello che sto costruendo per il mio futuro. Perfetto, quindi hai proprio cambiato dimensione in qualche modo. Com'è stato vedere delle ragazze come te alle prese col pallone? Insomma, abbiamo tanto parlato del calcio femminile che spesso è visto con occhi strani rispetto magari alla pallavolo, che è uno sport prettamente femminile. Come ti sono sembrate le ragazze al di là del risultato finale in campo? Ma conosco qualche ragazza, quindi sarei venuta qui lo stesso perché conosco qualche ragazza e quindi so la storia loro e so quanto impegno bisogna mettere, soprattutto comunque noi ragazze, per fare sport ad alti livelli. So l'impegno, so la fatica, so, chiamiamoli sacrifici, anche se sacrifici per me sono stati pochi, cioè me ne sono resa conto molto di più dopo, quando ho smesso, di quanto abbia dovuto, chiamiamo, rinunciare o comunque accantonare determinati aspetti di vita che adesso sto riscoprendo.